Amici di Fatti Food, ben ritrovati con le nostre telecamere. Oggi siamo a Mandatoriccio, un bellissimo borgo del Basso Ionio Cosentino, situato a circa 565 metri dal livello del mare. Ci aspettano a tavola sempre i nostri amici, chef, ristoratori, che ci illustreranno i piatti tipici di questi territori. Vi faccio dare uno sguardo al borgo di Mandatoriccio e poi ci ritroviamo a tavola. Dopo aver lasciato il centro storico di Mandatoriccio, scendiamo al mare, scendiamo in questa stupenda struttura dove mi aspettano degli amici. Ciao caro Filippo e caro Saverio. Come state? Tutto a posto? Un paradiso qua, bellissimo, veramente bello. So che ci aspettano i nostri amici a tavola per parlarvi della ricetta di oggi, ma soprattutto ho incontrato il pizzaiolo che stava facendo una pizza straordinaria, tipica proprio di questo posto. Noi andiamo a tavola perché so che c'è anche vostra mamma che ci aspetta e Tommaso Caporale. Andiamo. Prendo l'impasto, una pallina da circa 250 grammi con una maturazione di 72 ore, poi allarghiamo, mettiamo le nostre patate silane precotte già a forno, mettiamo, ecco qua, poi caccicavallo anche silano, ecco qua, e infine la nostra nduja. Qua. Ed infine mettiamo per l'olio extravergine di oliva. Ecco qua. Pronti per infornare. Prendiamo la pizza, ecco, dopo 40 secondi di cottura togliamo la pizza e per ultimo mettiamo il nostro capo e collo tagliato finemente tipo carpaccio. La pizza è pronta, buon appetito! Tommaso, piacere averti nuovamente a tavola. Piacere con mio. Le tue come dire, chicche di giornata e soprattutto con quelli che sono i consigli, gli abbinamenti, il vino giusto con il piatto giusto, ma soprattutto quando il cibo è buono, pulito e sano. Di qualità. Di qualità soprattutto. Siamo a Mandatoriccio Mare. Un altro posto straordinario. Immagino che da queste parti chissà quanti miliardi di volte sei passato. Beh, tra Cirò Marina e la provincia di Cosenza, insomma. La culla del vino, La culla culla dei dei vitigni, vigneti, insomma, assolutamente. penso che questa strada l'hai fatta chissà quante volte. Bene, oggi siamo qui a parlare ancora di cucina, parlare di abbinamento di vino, come ti stavo dicendo, ma soprattutto fammi salutare prima gli ospiti che abbiamo a tavola. Saverio, Filippo e la sua cara mamma, questa azienda a conduzione familiare che ci ospita oggi in questa struttura. Benvenuti, Grazie. siamo onorati di avervi con noi. Grazie. Un onore, ci avete fatto tanto onore. Bene, ci fa piacere perché Fatti Food girava da queste parti e perché non fermarci anche qui da voi e assaggiare le loro tipicità di questo meraviglioso posto che si divide tra Mandatoriccio Mare e poi il paese, il centro storico, il borgo antico. Tu pensa che Mandatoriccio prende il nome proprio dal suo fondatore, Teodoro Mandatoriccio. Pensa un po', un paese dove è stato fortificato, un paese che è stato costruito intorno anche a un castello, un paese dove si lavorava tantissimo il ferro agli inizi del Seicento. Ma
la buona cucina di questo paese ne ha fatta anche un'arte internazionale. Diversi chef da Mandatoriccio cucinano in tutto il mondo. Pensa un po', Tommaso. Bene, sì, sicuramente quindi il mare, la terra, la montagna, la collina, quindi ci saranno davvero tante specialità da dover degustare. Vedremo quest'oggi cosa ci avete preparato, speriamo di non essere cattivi. E cosa avranno preparato gli chef in cucina? Quindi vi lascio proprio con le ricette del giorno, con gli chef. Oggi sono stati in due, Salvatore e il caro Domenico. Vediamo cosa hanno preparato di buono. Oggi prepariamo un carpaccio di ricciola marinata con asparagi di mare. Allora, sto preparando il carpaccio di ricciola tagliato molto fino. Mettiamo la vinaigrette con finocchietto, olio, limone, sale e pepe. A fianco mettiamo gli asparagi marinati di mare. Aggiungiamo un po' di olio extravergine d'oliva e il piatto è pronto. Fatemi parlare un po' con la mamma di questi due giovani imprenditori. Quanto lavoro c'è dietro una struttura del genere? Anni di lavoro e di sacrificio. Un'azienda... Tanti sudori, tanti dispiaceri pure perché troppo lavoro e pure un dispiacere a volte. Cioè tutti vanno in spiaggia e i ragazzi no. C'è una mamma fa male. Beh, fanno il bagno a mezzanotte loro, no? C'era anche una canzone, c'era il valzer di mezzanotte, magari sì. Però purtroppo cioè, loro sono così, sono dei grandi lavoratori. Bene, questo ci fa piacere. Grazie. Con passione e con amore, come tutti noi, come tutta la mia famiglia. E la mamma vi è vicina, Saverio, quindi vi aiuta in questa attività? Sì. Bene. Quando arriva un piatto però di questo tipo sicuramente insomma è una delizia. Ma quindi cosa è ha una preparato gratificazione. lo chef Salvatore? Quindi, ma cosa sono questi? Scusami, è la prima volta che io vedo tutta fresca. Allora lo posso prendere anche con le mani, quando si tratta di roba genuina. Ma questi cosa sono? Mi sembrano asparagi, però sono un po' diversi. Guarda il fusto del... Sì. Sono forse... Che cosa sono questi? Sono asparagi di mare questi. Ah, gli asparagi di mare. Hai mai assaggiato degli asparagi? Sì, ci sono tante tipologie in tutta Italia, in tutto il mondo, questa sicuramente è una tipologia autoctona. Posso mangiarlo così? Sì, assolutamente. Ecco. La salicornia, Sì, il nome tipico, un po' effettivamente lo sento un salato, po' sicuramente ecco, ha questa salsedine marina e si Vero. abbina tantissimo. Ma è buonissimo, posso continuare a mangiarlo così? Ma è buonissimo. Filippo, ma cosa stiamo mangiando? Che pesce è questo? Stiamo mangiando una bella ricciola del nostro Maglionio. Quindi qui il pescato del giorno vi arriva veramente a pochissimi metri, avete il mare, la struttura vicino, quindi... Tommaso, e con la ricciola non abbiniamo vini? No, assolutamente. Lo facciamo e sceglierei un rosato anche per questo caleidoscopio di colori, ci sta benissimo, quindi un rosato a base di caglioppo sarebbe l'ideale. Come si suol dire? Oggi non posso sbagliare, Giuseppe, vedi? Sono in uniforme. Beh, io secondo me penso che non hai sbagliato mai, però, oddio, mai dire... buonissima questa ricciola. Tommaso, Mandatoriccio è un paesino di circa 3.000 abitanti, non so se ti avevo detto di questa cosa, ma durante l'estate arriva a dei numeri molto più elevati, vero Filippo? Saverio, perdonami. Più o meno d'estate quanta gente può arrivare? 30.000 persone. Arrivano un 30.000 visitatori, 30.000 persone tra emigrati, gente che magari è andata all'estero e poi ritorna, e più i turisti che arrivano durante l'estate. Poi a Mandatoriccio credo si spostino anche tanti villeggianti dai comuni vicini proprio per stare a metà strada anche con la provincia di Crotone, Cariati, ma anche Rossano, insomma, quindi stiamo proprio al centro di una culla davvero non solo dal punto di vista enogastronomico e quindi della coltivazione della vite, ma anche proprio della civiltà. Ma d'altronde, consentimi Tommaso, con 700 km di costa, ma come si fa
a non fermarsi in uno di questi posti, uno più belli dell'altro, partendo da Roseto Capospulico che sta più in cima fino Certo. ad arrivare a quella che è la cara Villa San Giovanni, per l'ultimo penso paesino della Calabria. La Calabria è tutta bella, la Calabria è da visitare, da amare, da Noi assaporare, da andiamo alla assaggiare. ricerca proprio di queste nicchie, anche di specialità gastronomiche. Qui devo dire siamo davvero al top, complimenti. Allora, oggi prepariamo dei scialatielli al profumo di limone con il gambero rosso. Ecco. Poi abbiamo dell'asparago, del fondale di Isola, e dei pomodorini, del basilico e una base di scalogno. Allora, olio extravergine di oliva, poi abbiamo un po' di scalogno, una volta soffritto aggiungiamo il gambero rosso. Il gambero rosso viene dal Basso Ionio, lo facciamo rosolare, prendiamo la pasta, la aggiungiamo nell'acqua già salata. Una volta rosolato aggiungiamo l'asparago, sempre asparago di mare, che si abbina con il gambero. Infine dei pomodorini, della piana di Sibari, sfumiamo con un ottimo vino bianco, la pasta è pronta, la aggiungiamo alla salsa di gambero rosso e asparago di fondale di mare, e saltiamo la pasta, pronta per essere impiattata. Facciamo una bella grattata di limone e il piatto è pronto. Buon appetito! Mentre Mimmo abbiamo detto allo chef di partire con il primo piatto, lui ci ha preso proprio alla parola e ha aggiunto sicuramente anche l'asparago di mare ancora, perché mi sono permesso durante una piccola pausa, mi sono alzato e ho detto a Mimmo, mi raccomando, non farmi mancare questo asparago di mare, perché è veramente buono. Io non conoscevo l'esistenza di questo asparago. Molto raffinato. E questi gamberi invece, Filippo, da dove arrivano? Diciamo che è un gambero del nostro territorio, del Golfo di Corigliano, un gambero molto, diciamo, apprezzato in tutto il mondo, non solo in Calabria. Sì, il gambero rosso, esatto, sì, per la sua assolutamente. qualità, la sua, diciamo, finezza. Ma Grazie. sento anche un po' di limone, vedi là, Ecco, vedo anche le scorze di limone. Si tratta Saverio, mi uno dai conferma anche tu? scialatiello, cos'è Una questo? scialatella e limone di limone di Rocca Imperiale. Vabbè, Rocca Imperiale ha i limoni IGP, mi pare. Sì. Sono Sì, stati sì. conosciuti, Tommaso. Sì, sì, c'è il consorzio, stanno facendo molto bene, insomma un paese anche visitato proprio per questa specialità. Il limone di Rocca Imperiale ormai conosciuto in tutta Italia e anche all'estero.
molto interessante. Vediamo se si sente fino in La fondo. pasta, vero? Questa pasta invece è pasta fresca, mi Sì, sembra. pasta fresca, utilizziamo sempre pasta fresca. Buonissimo. Il vino, Tommaso, stiamo continuando con lo Sì. stesso. L'abbinamento vale per antipasto e primo? Va benissimo questo gaglioppo in rosato, molto morbido, quindi si abbina anche con questo sughetto leggero, pomodorino fresco, è molto equilibrato, e quindi su questo rosato, ecco, gaglioppo con un'acidità interessante, un equilibrio anche da un punto di vista dell'alcolicità, con il gambero soprattutto ci sta bene. Poi vediamo sul prossimo piatto se è il caso di cambiare. Beh, ci sarà il secondo piatto, quindi gustiamoci questo primo e sta per arrivare. Lì arriva veramente, come dire, la regina del mare. Anche lì ci sarà una sorpresa e anche lì vedremo l'abbinamento. Mi metti in difficoltà, sì, allora, sì, oggi. sì. Come in una puntata, non ricordo quale, ti ho detto all'ultimo secondo qual era il piatto che arrivava a tavola, quindi faremo la stessa cosa. Speriamo di mantenere un abbinamento con un autoctono, lo abbiamo fatto già adesso, e spero insomma di continuare su questa scia, perché i nostri vini meritano assolutamente di essere considerati in abbinamento ai nostri piatti. Nell'attesa che arriva il secondo, Tommaso, ci tenevo ancora a ricordare che siamo a Mandatoriccio Mare, un paese, come dicevamo, di maestri anè pipai, dove qui nasceva la pipa tanti anni fa. Questa è La fiamma che vedo quindi ha queste origini. non è del tutto una pipa, ma è un pesce, penso. Salvatore, che cosa hai combinato da quelle parti, Salvatore? Verdellice e sale. E questo sale gli fa proprio da impermeabile, da cappotto. Cosa sta facendo questo? Qual è la funzione del sale? Non è che poi è troppo salato così, Salvatore? No, non viene mai salato, ma dà più gusto Al pesce. Anche il fatto di aver Guarda, messo su proprio un po' di alcol, no? Ma che bello! È flambato, No, ma un indice flambato. Scusatemi, ma io chiedo alla regia di Rodia, io mi devo alzare, cioè io devo avvicinarmi un attimo a vedere la maestria che sta utilizzando questo chef nello sfilettare questo bellissimo pesce, vero Salvatore? Adesso viene sfilettato. Esatto. Cosa fai adesso? Vediamo proprio in diretta, voglio vedere cosa succede. Pulire, Ecco. così. Quindi cosa stai facendo? Lo stai aprendo questo pesce, che è un dentice. Tommaso, nel frattempo se tu vuoi pensare al vino, pensaci pure. Ma O vuoi... devo sentire un attimo anche questo metodologia di cottura, ecco che cosa ci dà. Allora, gentilmente, posso sensazione. avere una forchetta? Una forchetta. Tommaso, prendo proprio la tua, scusami. Guarda, eccolo qua. Allora, di solito posso? Come no? Ecco, perché così nel frattempo... È più morbido. Eccolo qua. Grazie. Tommaso, a te l'onore di assaggiare questo dentice al sale. Com'è? Beh, una bella corposità, molto... L'uomo del dentice ha detto sì. Beh, non è più Direi un bianco, un buon greco bianco, nostro, ovviamente di questo territorio, un vino d'annata, un vino anche che ha qualche anche minimo di aromaticità, ma una buona sapidità. Ecco. Abbinato proprio per questo dentice. Beh, e poi da un punto di vista proprio di caratteristiche, diciamo, della carne di questo pesce è comunque diciamo, una carnosità media, no? Non è molto semplice, ha comunque uno spessore. Saverio, da dove arrivano generalmente i vostri ospiti, i turisti che si fermano qui? Perché ho visto che avete anche la struttura ricettiva, l'albergo. È un villaggio turistico. Gli ospiti arrivano da tutta Europa, maggiormente dalla Germania, dalla Francia, Inghilterra. E che dicono quando vengono qui nel nostro mare? Cosa dicono? Restano affascinati da questo mare? Alcuni fanno le differenze, è troppo profonda
è troppo piatto, c'è troppa pietra, c'è troppa distanza per fare un... E invece cosa dicono loro? Perché quando arrivano qui? È un po' profondo, ma non si lamentano, perché associato poi a questa cucina, meglio fare un bagno, no? Un po' di acqua più profonda e poi gustarsi questo profumo di mare a tavola, meno profondo e più diretto al palato. Sì. Più vicino al palato. Potrebbe essere diversamente, perché poi insomma questi turisti vengono deliziati davvero da queste specialità. Sentite già il profumo anche di questo vino soltanto nel momento del servizio. Molto aromatico, quasi esotico. Con il bianco lo facciamo il giro, Sì, con le bollicine no, ma con il un po'. bianco lo facciamo un po'. Facciamo evaporare le molecole diciamo, in superficie, inseriamo il naso per sentire a fondo queste percezioni olfattive. Buono, davvero buono. Rotondo, spero sia... E adesso andiamo ad assaggiare il dentice. Quindi, cara signora, principalmente in questo ristorante prevale il senso della tradizione, dell'umiltà, del sacrificio, dell'accoglienza. trasmessi anche dalla nonna Maria, dicevate prima. Da mio fratello va, Nonna Maria c'è ancora? Ah, non c'è più nonna Maria. ci ha insegnato i valori, essere cordiali. Chi viene da noi non se ne deve andare mai senza niente, o il caffè, o il liquore, o la mela, o la pera, c'è una nostra tradizione. Un po' come gli antichi valori che si tramandavano, no? Una volta si andava a casa dei nonnini, delle zie, si portava un pacco di succhi di frutta, un pacco di sale, un pacco... Era un po' un riconoscimento di un prodotto, di un omaggio per dire sto venendo dalla mia terra, ti porto quello che c'è di buono nella mia terra. È vero, tante tradizioni, in tanti territori si utilizzava questo modo di... Beh, dovremmo riprenderlo anche perché c'è questa vicinanza. modo cordiale, a me non sembra una cosa... no? È forse il marketing territoriale più incisivo, no? Io mi ricordo ero piccolino, arrivavano a casa dalla nonna o dai miei zii, arrivavano ogni tanto i pomodori, arrivavano ogni tanto... Chef, grazie! E come salutiamo il nostro chef Salvatore, Mimmo Romeo, tutto lo staff di questa bellissima struttura, salutiamo i nostri amici di Fatti Food. Grazie per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata.